Don Lillo Argento, questa sera a San Nicola, teatro di una rappresentazione di Vincenzo Arnone, quale messaggio vuole dare la chiesa di San Nicola in questo momento e come mai si è aperta a un tipo di rappresentazione che certamente, seppur a tema religioso, comunque è qualcosa di diverso? Sì, e questa sera qui a San Nicola, nel cuore della Valle dei Templi, viene rappresentato questo atto unico di Don Vincenzo Arnone, che è innanzitutto un sacerdote, ma un sacerdote scrittore. Ha scritto tante opere, tra cui romanzi, opere teatrali, e qualche altra sua opera è stata qui rappresentata qualche anno fa. Oggi rappresentiamo questa opera da Michelangelo a Vasari, due grandi personaggi del periodo del 1500 in genere, riconosciamo tutti per la grandezza delle loro opere, che vanno penitenti, come speriamo andare tutti noi, a Roma per l'anno santo del 1550. Quindi anche da questa opera viene un messaggio di gioia e di speranza. L'anno giubilare ha sempre questa convergenza in tutte le volte che si è svolto, quello che attraversare queste porte sante significa anche entrare in opera di rinnovamento e cambiamento delle nostre persone, sempre alla luce del Vangelo. Pippo Calandrino, regista di un atto unico di Vincenzo Arnone. Intanto, chi è Vincenzo Arnone? Vincenzo Arnone è un sacerdote di origine favarese che da una vita, possiamo dire, si è trasferito in quel di Firenze ed è un autore, ha scritto libri, ha scritto saggi, è laureato in lettere moderne alla Sapienza di Roma ed ha sforna, si può dire, annualmente un sacco di cose belle. E questa sera cosa vedremo? Vedremo, avendo in mente Michelangelo e Vasari, è un atto unico appunto di Vincenzo Arnone che immagina un incontro tra Vasari e Michelangelo in occasione del giubileo del 1550, cioè il Vasari che decide di partecipare al giubileo, quindi di andare pellegrino a Roma in occasione di questo giubileo del 1550, e decide di farsi accompagnare, di portare con sé il maestro Michelangelo. E ci sono questi dialoghi, quindi tutta la scena si svolge, c'è questo viaggio di Vasari e Michelangelo che pellegrini, Vasari 39 anni, Michelangelo 76 se non ricordo male, ormai prossimo alla fine si può dire, che torna a Roma pellegrino, ormai ripulito da tutte le velleità artistiche e mondane, ma pellegrino col capo cosparso di cenere, appunto per partecipare al giubileo e chiedere il perdono di Dio. Ma intanto questo atto unico nasce diversi anni fa come racconto, proprio con lo stesso titolo e lo stesso argomento. Poi alcuni mesi fa ho fatto una trasposizione teatrale di questo atto unico, cercando di dare risalto ai due personaggi, all'anno santo del 1550 e a quello di ora. Così nell'insieme si ha il senso della storia, della fede, del dramma di Michelangelo soprattutto, no? E della pietà, del senso della sofferenza e di qualche cosa che realmente Michelangelo aveva fatto nella sua lunga vita e doveva trovare solo l'occasione per esprimerlo, ed è stato Vasari che gli ha proposto di fare il giro delle 7 chiese. Allora quello è stata l'occasione per appunto fare questo breve pellegrinaggio, diremmo così, ecco, di preghiera, di penitenza e di purificazione da parte di Michelangelo e anche di Vasari.